4 come il numero delle volte in cui queste squadre si sono affrontate, hanno dato spettacolo e adesso ne promettono ancora un po'. Amici di Sportizi, di buon pomeriggio da Francesco Cammucca, ben trovati al Pala Don Bosco per la quarta edizione del derby Athletic Club Palermo contro Palermo Calcio a 5. Si gioca in casa dei rosanero di mister Salvo Piccolo, che hanno vinto la prima volta proprio qui nell'impianto salesiano, poi 2 sconfitte nelle 2 gare giocate in casa della compagine guidata da Alfonso Miosi, che cerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta in extremis 7 giorni fa contro il San Giuliano Bagheria, ma di fronte c'è una squadra in forma e al tempo stesso ferita, perché sempre 7 giorni fa ha perso tra le polemiche contro l'Agragas. E allora godetevi questi 40 minuti di grande futsal all'insegna dello spettacolo, dell'agonismo, del divertimento. Ci auguriamo dei gol. Foto di squadra per l'Athletic Club Palermo con tanti elementi tra campo e panchina che hanno dato e hanno legato al Pala Don Bosco tanti bellissimi ricordi, tra questi Ciccio Tuvè, tra questi Peppe Lombianco, ma non solo loro. D'altra parte un Palermo Calcio 5 che è già schierato con il suo quintetto iniziale, che vede Paolo Misuraca in porta, Capitan Marco Marretta a fare da centrale, parte in quintetto Fabio Mineo insieme a Vincenzo D'Aricca e parte in quintetto anche il Tatanka Alberto Russo, che si assumerà il ruolo di pivot nei primi istanti di partita. Dall'altra parte c'è in porta Mazzola, poi a completare il quintetto Lombianco, Tuzzolino, Giuliano e Nelisi. Sarà l'Athletic Club Palermo a dare il primo giro al pallone di questa da sistemare presumibilmente qualcosa nella porta che verrà difesa nel primo tempo da Giovanni Mazzola. E allora ne approfitta l'estremo difensore ex Città di Palermo tra le altre per beccarsi qualche consiglio da Riccardo Romeo, che di fatto è il preparatore dei portieri a tutti gli effetti dell'Athletic Club Palermo. Muovono il pallone, muovono piedi, le gambe i giocatori in campo. E noi approfittiamo per ricordarvi che è attualmente in corso anzi sta per cominciare in realtà il secondo tempo di Panormus Atena, partita valida per il girone A del campionato Under 17 Allievi Elite Sicilia, partita che potrete vedere ovviamente sul canale YouTube di Sportissimi. Tante altre le potrete vedere nel corso della giornata di domani, potete già trovare le dirette programmate sul nostro canale YouTube, e poi naturalmente highlights delle gare già disputate e delle gare che si disputeranno. Solito pienone qui al Pala Don Bosco, tra l'altro l'orario aiuta in quanto lo stadio si è riempito ieri per Palermo Bari e questa è l'ultima partita del turno del campionato di Serie C1 Girone A, numero 16 dei 22. Intanto Denisi possibilità a scasare, Misurata si oppone, tanto tifo qui al Pala Don Bosco, venuto quest'anno la casa per le gare. C'è d'angolo
dalla panchina guidata da un Alfonso Miosi subito carico. Tuzzolino, Cale, Giuliano, sponda, Tuzzolino, conclusione. L'arbitro dopo l'intervento falloso di Marretta, Tuzzolino comanda calcio di conclusione di primo fallo della partita al termine del primo minuto di gioco. Sulla palla naturalmente Palermo. Mineo porta su, palla per Marretta. Primo attacco della partita per il Palermo. Russo, Marretta, Mineo, palla per D'Aricca, evita Delizia, ancora Vincenzo D'Aricca. D'Aricca, palla sul sinistro, rischia di farlo uscire alla fine, bravo e fortunato nella carambola con Denisi, fallo laterale per il Palermo. Se ne incarica proprio uno dei giocatori più in forma in questa stagione del Palermo, Vincenzo D'Aricca. Mineo ricevuto da Marretta, ancora il capitano, palla per D'Aricca, non arriva Mineo, la fa scorrere Denisi, rimessa atleta. E comunque cambio rimessa. Lo bianco. Denisi prova a puntare Mineo, serie di finte. Denisi che con la sua classe ha deciso la gara di andata giocata al Sole Club di Palermo. Ancora serie di finte, Roberto Denisi, Tuzzolino. Non si capisce con lo bianco, tiene scusa, uno dei grandi ex di questa gara, anche lui ha fatto grandi cose in questo campo, anche con Salvolo Piccolo che lo aveva inizialmente rivoluto al Palermo l'anno scorso, poi quest'anno il passaggio all'Athletic. Mineo, Marretta, verticale a Russo, Mineo viene incontro e riceve, serie di finte di Mineo, fermato senza fallo, Tuzzolino non si capisce poi con Delisi, fallo laterale Palermo. D'Aricca, Marretta, scambiano, ancora D'Aricca, pressato da Giuliano, viene incontro allora Mineo. Marretta, palla per Russo che si è defilato, Russo salta l'avversario, scivolata di Giuliano e allora riparte Delisi, contropiede Atletico subito arrestato da Marretta, poi Russo scambia con Marretta, evitando la scivolata
Russo davanti a Mazzola, palo! Il palo di Alberto Russo, si salva l'Atletico e prova a ripartire, fermato senza fallo Giuliano. Del quarto minuto l'occasione per Alberto Russo, ha colpito il palo. Tuzzolino verticale da Giuliano che regge a botta con Marretta, poi Tuzzolino davanti a Sedaricca, Tuzzolino serie di finte, calcia per spinge Marretta, allora riparte Mineo, rulletta arrestata, arriva Tuzzolino che la tiene in campo, Mineo, Russo, Mineo, arriva D'Aricca, la palla è per lui, palla fuori, occasionissima per D'Aricca. Già due palle gol di una certa importanza per il Palermo calcio a 5 che prende manderà nella mischia Consiglio, d'altra parte ancora non si muove nulla per Alfonso Miosi. È entrato Saviano che ha deciso la prima sfida tra le due squadre, quella giocata qui in Coppa. Marretta non vuole ripartire dal fondo, palla proprio per Saviano, fermato a Tuzzolino, prova a ripartire Saviano, Tuzzolino calcia la spinta di Misurata e poi fallo di Tuzzolino. Primo fallo commesso anche dall'Atletico che ha avuto questa occasione con Giovanni Tuzzolino, riposo anche per D'Aricca oltre che per Mineo, debutta in partita a Consiglio. Saviano, Marretta, incontro Russo, serie di finte, battete Tuzzolino, la salta Russo dentro, e viene Mazzola. Delisi da fermo contro Saviano, scarico indietro allo bianco, Tuzzolino, lo bianco, palla lunga, troppo lunga, Saviano cerca e trova Consiglio, cerca il sombrero su Giuliano, interviene lo bianco, poi non riesce a tenerla Tuzzolino. 6 minuti e mezzo trascorsi nel primo tempo, 0-0, più pericoloso il Palermo rispetto all'Athletic, soprattutto col palo di Alberto Russo. Intanto campo per Fiorentino, per la squadra in total white anche Vallecchia dentro, riposo per Tuzzolino e per Delisi, pronto anche Tube al cambio dall'altra parte, Rizzuto e Giannò. Saviano, scucchiaia per Consiglio, prova a chiudere il triangolo, non ci riesce, allora Vallecchia, riparte Vallecchia, accelera, subito arriva Saviano, poi c'è un giocatore del Palermo a terra, si tratta di Consiglio, proprio davanti alla panchina gestita da Miosi. Allora ne approfittano le squadre per andare ai cambi, riposa Marretta dentro Rizzuto, riposa Russo dentro Giannò, riposa lo bianco dentro Tubè. Saviano restituisce palla all'Athletic, Vallecchia, Fiorentino rischia sulla pressione di Giannò che rimane a terra, Giuliano contro Saviano che lo ferma, allora prova a ripartire il Palermo con Saviano, la palla dentro Mazzola. Vallecchia fermato da Consiglio,
parte, e allora calcio di punizione per l'Athletic Club, conto falli 2-1. Sulla palla c'è Vallecchia, di fatto tranne Tuzzolino e ovviamente i portieri, tutti già ruotati. Tuzzolino probabilmente ha mandato dentro per lo schema, c'è la punizione, Vallecchia, esce Tuzzolino, respinta, poi palla che viene gestita da Giannò. Gliela sporca Tabita, poi Tubè su di lui, Giannò prova ad uscirne, ancora Tubè, poi Consiglio, fallo fischiato contro il Ciccio Tubè. Saviano, palla per Consiglio, ancora Saviano, Rizzuto prova a saltare Tabita che spende il fallo. Dunque terzo fallo speso dall'Atletica, che recupera subito, battuto malissimo da Consiglio la punizione. Giannò mette la palla in tribuna, colpisce uno spettatore. Tutto ok, sembra. Torna con gli occhi al parquet. Tubè, Tabita pressato da Rizzuto, se la porta fuori il 21. Giannò, Saviano tocca largo per Consiglio. Saviano, palla ancora per Consiglio che si butta nello spazio, triplicato e fermato. Tubè, torna Consiglio, palla per Giannò, conclusione fuori da parte del 9. Torna a farsi vivo in attacco il Palermo calcio a 5. Fiorentino perde palla, ora Consiglio, Rizzuto palleggia, Rizzuto, Giannò, palla ancora per Vincenzo Rizzuto, un gol contro il San Vito qui su questo campo. Fiorentino, Tubè, si rialza Tuzzolino, pronto a entrare, dall'altra parte pronto Lucchese, ex Atletico Monreale, arrivato anche lui a dicembre. Vallecchia intanto resiste alla carica, fallo di Rizzuto per falli a testa. Fiorentino evita Saviano, Fiorentino! La giocata pazzesca da parte di Fiorentino che sblocca all'improvviso il risultato, avanti l'Athletic Club Palermo. Il proverbiale coniglio dal cilindro da parte di Fiorentino vale il primo gol della partita, la sblocca la squadra di Miosi, che ha resistito, in almeno 2 se non 3 occasioni di beccare il gol. Alla fine il gol l'ha fatto proprio quando ci avviciniamo alla seconda metà del primo tempo. Consiglio, Saviano si defila, Consiglio, anzi si tratta di Lucchese, palla fuori dopo la respinta. Consiglio ha lasciato il posto a Lucchese. Rizzuto, Lucchese, sterzata, ancora Rizzuto, il tocco di Vallecchia, poi Saviano cerca gli effetti speciali e la palla esce.
rientrare la first unit in Casa Athletic. Ci sono De Lisi, Giuliano Tuzzolino pronti a rientrare. Intanto la mette fuori Fiorentino, rientra Da Ricca nel Palermo. Rizzuto, Lucchese ancora per l'8, Saviano, dall'altra parte per Da Ricca. Prova a puntare, poi Saviano, Lucchese, Saviano, temporeggia, non vuole concedere spazio l'Athletic. Da Ricca scambia con Rizzuto, Lucchese, verticale intercettata da Vallecchia, rimessa Palermo nella zona d'attacco. Intercettato il passaggio, bravo Tabita qui a sporcare. Athletic che per il momento intasa le linee di passaggio del Palermo calcio a 5. Rizzuto, Saviano, Lucchese, ancora Saviano, nuovamente per il 7, ancora Vincenzo Saviano, Da Ricca, Lucchese, verticale per Saviano che non se l'aspettava, la fa scorrere Tube, rimessa Athletic, torna Giuliano, termina per il momento il lavoro di Marco Tabita. Giuliano raddoppiato, rischia di perderla, c'è il fallo di Lucchese. Quarto fallo speso dal Palermo, 8:18 da giocare. Ci si aspettava una partita intensa, già 7 fischi in poco meno di 12 minuti. Per fischio dell'arbitro, De Lisi per Vallecchia. Vallecchia palla dentro, intercettata da Saviano. Sempre Vallecchia alla battuta del fallo laterale. Qui Lucchese ferma De Lisi. Palla che arriva dalle parti di Mazzola. Mazzola verticale, troppo forte. Saviano. Palla per Da Ricca, inseguito da Tube che lo sbilancia. Ultimo tocco del 21 in maglia rosa che lascia la palla. C'è da battere la rimessa e c'è anche da fare forse un po' d'ordine. .52 sul cronometro, il segnale inequivocabile di Miosi a Vallecchia. 1 minuto e ti cambio, quindi dai tutto. Tanto problema col cronometro da risistemare tutto. Vediamo 4-3 il conto dei falli, 1-0 per l'Athletic, 7:52 da giocare. Tanto bene, ha fatto ripartire il cronometro da 20, ma sicuramente non è fedele. Vallecchia rischia, infatti la perde, poi Lucchese può solo allontanare. Dov'è? Lancio lungo, Giuliano non la tiene. Da Ricca la porta su. Ancora Da Ricca, scambia con Russo, poi taglia fuori di Vallecchia, esce Mazzola che la tiene in area.
deviazione dunque per il Palermo con Lucchese che va a calciare, calcia malissimo. Tornato in campo Lo Bianco nell'Athletic, vivo con Lo Bianco, serve Giuliano, sponda Vallecchia, non la tiene, poi arriva Lo Bianco, Delisi, evita Lucchese, poi riesce a scaricare Lo Bianco per Vallecchia, fuori misura. Allora Da Ricca per dare nuovamente fiato all'attacco del Palermo. Da Ricca contro Vallecchia, il blocco di Russo, ancora i due che si sfidano, palla in mezzo di Da Ricca, tocca Lo Bianco, angolo. Dovrebbero mancare 6 minuti e 20 alla fine se i calcoli sono giusti. Era 7,52, è passato 1 minuto e 40, quindi 6,12. L'angolo di Da Ricca, Lucchese sopra la traversa. Mazzola va vicino da Vallecchia. Delisi. Vallecchia. Ancora Delisi, viene incontro Lo Bianco, Russo. Approfitta dell'errore di misura per riprendersi il pallone. Lucchese va a puntare Delisi, poi torna da Marretta che apre su Russo. Russo contro Vallecchia che si mette sulle gambe per tenersi pronto a farsi puntare. Lucchese, Marretta, alza il pressing adesso l'Atletico, sbaglia Da Ricca. Riposo per Vallecchia, torna Giovanni Cozzolino che riceve. Delisi, Lo Bianco, arriva Giuliano, lo pressa Marretta, Giuliano in qualche modo la tiene, torna dall'ex Villaurea, poi Lo Bianco, male, ma c'è stata la deviazione di Russo. Tanto pronto anche Di Cara nell'Athletic, prova ad ampliare un po' le rotazioni. Mazzola allarga su Giuliano contro Da Ricca che lo costringe praticamente in un angolo, raddoppia Russo, poi Giuliano in qualche modo esce. Delisi evita Lucchese, Delisi prende il centro, la scivolata di Marretta, allora riparte il Palermo, corre Da Ricca, calcio con deviazione, calcio d'angolo. E time out chiesto da Salvo Lo Piccolo. Minuti e 06 dopo la ripartenza del crono, quindi circa 4,15 alla fine del primo tempo. Palla dentro, smanaccia Mazzola. Marretta. Mineo, tocca a Delisi, fallo laterale Palermo. La palla che
parte male dal piede di Marretta, se ne rammarica subito il capitano del Palermo. Delisi va a puntare Mineo, il blocco di Tuzzolino, Giuliano, Delisi con Bianco, Giuliano scambia con Bianco, senta, poi torna indietro da Alberto, Tuzzolino, quasi dimentica il pallone, poi Mineo recupera Misuraka. Mineo da Ricca, chiude lo Bianco, palla dalle parti di Misuraka, da Ricca va a puntare Delisi, Marretta, Mineo cerca il varco, Mineo si allarga, suolata per Marretta, ora da Ricca, Russo raddoppiato, riesce a girarsi Russo, palla fuori, si rammarica, ma ha fatto una grande giocata con Russo. Mazzola lungo, Marretta in bello stile anche, Mineo, Russo si gira, calcia, respinge questa volta lo Bianco, poi Giuliano, fallo di Russo, c'è anche il giallo, il pivot del Palermo, quinto fallo. (4:45 dalla ripartenza del cronometro, quindi 2,5 circa l'intervallo di metà gara. Dunque in bonus il Palermo calcio a 5 in questo finale di primo tempo. Lo Bianco, Tuzzolino, verticale da Giuliano, rischia tantissimo Marretta, poi può solo allontanare Russo, Di Cara, Giuliano, Tuzzolino, Giuliano, Lo Bianco cerca la traccia verticale per Di Cara che corre, Di Cara contro Saviano, Di Cara raddoppiato anche da Mineo, cerca quantomeno di non perdere il pallone, si riparte dal rinvio dal fondo, c'è un fischio contro Di Cara, quinto fallo anche dall'altra parte. Allora sbaglia Saviano, poco meno di 2 minuti alla fine del primo tempo, almeno dai miei calcoli, però magari mi sbaglio, è molto probabile che mi sbaglio. Tuzzolino, Giuliano ancora, Marretta rischioso ma regolare, Tuzzolino, calcia, rimessa, intanto il primo arbitro invita la panchina del Palermo ad abbassare i toni. Tuzzolino, Tubè, Giuliano sempre contro Marretta, però a prendere in velocità, Giuliano la tiene in campo, invio dal fondo, palla per Mineo, Saviano, stiamo per entrare nell'ultimo minuto
del primo tempo. Saviano va sul fondo, se la trascina fuori. Giuliano questa volta non la riesce a tenere, poi fallo di Giuliano, tiro libero per il Palermo. Misterioso col numero 11 che qui ha perso completamente il segno. Fallo nella sua ingenuità clamorosa e tiro libero quando mancano pochi secondi, anche giallo per Giuliano. 1-1 nel tempo del Consiglio dal dischetto del tiro libero. Dunque Consiglio va a sfidare Mazzola. Direttore di gara punta l'ammonizione per Giuliano. Tirare questo tiro libero. Ora li vuole il secondo arbitro, tutti fuori, devono essere tutti indietro rispetto al punto di battuta del pallone. E dunque può andare alla battuta Davide Consiglio contro Giovanni Mazzola. Arriva il fischio, c'è la rincorsa di Consiglio. E nega il pareggio. Maggiore gol e del pareggio al Consiglio, si resta 1-0. Gran intervento al scoppiato. È rimasto in piedi fino all'ultimo, non ha dato punti di riferimento Mazzola. E si è opposto. Ma adesso occhio perché il Palermo attacca ovviamente nell'ultimo minuto di questo primo tempo, molto vibrante. Tuzzolino recupera, prova a passare, viene fermato, rimessa Palermo, bravo Consiglio qui. E Consiglio che va a battere la rimessa per Marretta. Palla per Fabio Mineo contro Di Cara. Si apre Marretta, non lo serve Mineo che si appoggia a Russo. Mineo. Consiglio ha spazio per avanzare, lo prende piano piano, poi calcia da fuori. Tanto torna Fiorentino quando mancano circa una ventina di secondi. Tuzzolino, Fiorentino contro Mineo, dimentica il pallone, poi Russo. Rimessa Athletic. Un po' di tensione adesso tra le due panchine. Ci sono le panchine in campo, cosa che non dovrebbe succedere. I tre arbitri a colloquio, probabilmente adesso occhio il provvedimento disciplinare. E l'espulsione per Di Cara e rosso per Roberto Marino. Forse anche Russo va fuori.
Sì, anche Russo va fuori, sì, confermo. Quindi nell'ordine giallo per Rizzuto, rosso per Vicara, rosso per Russo. Sono passati 7 minuti e 5 secondi dalla ripresa del crono, ciò significa che mancano esattamente, dovrebbero mancare 16 secondi alla fine. Comunque siamo nel rush finale, è successo di tutto in questo finale di primo tempo, 2 espulsioni per Russo e per Vicara, entrambi dalla panchina, quindi si chiuderà 5 contro 5, a meno che non ci saranno degli altri provvedimenti in questo finale, speriamo di no. Lungo epilogo di questo primo tempo. No, in realtà si riparte 5 contro 4 perché Russo era in campo al momento dell'espulsione. Quindi Palermo che chiude il primo tempo e probabilmente riaprirà il secondo tempo. Non so adesso il regolamento come funziona in questo caso. Comunque Atletico in possesso con l'uomo in più. Tubè, Pizzolino, Tubè va a calciare, respinto. Fiorentino, Tuzzolino, palla per Tubè, se la sistema, calcio, deviazione e poi Fiorentino si divora lo 0-2. Calcio d'angolo. Fiorentino, la finta, va sul fondo, Misuraka, Darica. E finisce il primo tempo con questo contatto. Ancora un po' di tensione tra le panchine. Per fortuna subito placate. Tanto giallo per il direttore sportivo Incardona. Noi andiamo con la clip di metà gara con risultato di 0-1. Una vittoria fondamentale per il vostro campionato, per l'ambiente, per i vostri tifosi che anche oggi vi hanno seguito. Qual è la cosa che si porta dietro più di tutte da questa partita? Ma la cosa che mi porto dietro è che questi ragazzi mi sorprendono tutti i giorni e oggi ancora di più, perché credo che già sapevamo che era una partita difficile contro la prima in classifica e partire due minuti e trovarsi sotto di un gol non era facile, invece devo dire che loro con tanta caparbietà, tanta voglia hanno cominciato a giocare come sappiamo giocare, abbiamo pareggiato la partita credo meritatamente e alla fine siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che sono fondamentali e credo che agli occhi di tutti abbiamo dimostrato di essere anche noi una grande squadra perché abbiamo meritato secondo me di vincere, perché oltre ad aver fatto anche il secondo gol potevamo fare anche il terzo e chiudere la partita. Cosa mi lascia? Sicuramente mi lascia un po' la speranza di continuare e di sperare in questo campionato, anche perché la Nissa in 19 partite ha perso solo una partita e ne ha pareggiata una, quindi anche 3 punti possono essere anche tanti, però mancano ancora 11 partite, nel calcio può succedere qualsiasi cosa, noi dobbiamo essere bravi a continuare
come abbiamo fatto in precedenza con i 6 punti, a continuare anche adesso che siamo a 3 punti, perché ci vogliamo credere fino in fondo. Ecco, lei ha fatto un accenno all'aspetto mentale, la sua squadra è andata sotto dopo 1 minuto e 13 circa di partita, forse ecco questa è la componente che può aiutare il Favara nel finale di stagione, è un aspetto mentale su cui lavorate, su cui avete dimostrato di essere in partita e soprattutto siete stati bravi appunto a rientrarci in partita nonostante all'inizio con questo stadio shock voi comunque avete ripreso la partita e l'avete portata a casa. Sì, ha detto bene, però devo dire che i ragazzi erano già abbastanza concentrati e non solo concentrati, avevamo quella serenità giusta di affrontare una partita difficile. E questo sicuramente ha fatto sì che dopo aver subito il gol con la stessa serenità abbiamo cominciato a giocare, a mettere palla a terra, a giocare, a tenere il possesso palla, perché credo che oggi sotto l'aspetto della gestione della palla l'abbiamo fatto anche abbastanza bene e quella secondo me è anche la nostra forza, anche se poi abbiamo dei giocatori che possono cambiare la partita e piano piano siamo riusciti a raddrizzare quella partita, poi abbiamo preso un coraggio credo immenso, perché ci abbiamo sempre creduto, ci credevamo prima, ci abbiamo sempre creduto anche durante la partita e poi alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria che per noi e per i nostri tifosi che ci hanno seguito, per la società è una cosa importante. Per concludere, mister, preferisce ringraziare i tifosi per essere venuti qui a Caltanissetta o invitarli al prossimo appuntamento a riempire il vostro stadio? Ma io li ringrazio sempre, perché non solo vengono a Caltanissetta ma vengono in tutti i posti, ci seguono sempre, ci danno sempre una grossa mano. Credo che sia una cosa anche normale arrivato a questo punto, perché i primi loro ci credono in questo progetto che è partito il 1° d'agosto. È anche vero che siamo anche 3 punti dietro in classifica. Io spero che di domenica di trovare il campo di Favara pieno, perché abbiamo bisogno veramente anche di loro. Siamo con il match winner di questa partita, Lucarelli. Che emozione si prova a realizzare un gol così importante, a correre sotto il settore ospiti pieno di tuoi tifosi? Sì, come dici tu, è stata un'emozione bellissima che capita una volta ogni tanto e quindi sono molto contento, anche se ho fatto tutto il campo ma c'avevo i crampi, quindi non potevo andare di più. Però sono molto contento per la squadra e per i tifosi che ci hanno seguito in tanti. 3 punti che vi avvicinano alla Nissa, -3 adesso in classifica, questo Favara ci crede? Sì, certo che ci crede, siamo venuti qui a vincere la partita, perché se non vincevamo la partita il campionato era finito. Abbiamo giocato e penso che si è visto come il Favara gioca a calcio. I vostri tifosi anche oggi presenti in massa, 450 biglietti venduti, che messaggio gli date anche in vista del finale di stagione, 11 partite alla fine? No, sì, ma i tifosi sono stati sempre presenti, sia in casa che fuori casa. Ricominciare a vincere, a crescere, ricominciare soprattutto a credere in se stessi. Buonasera da Castelbuono, dallo stadio Luigi Failla, si ritorna qui dopo l'ultima gara disputata il 7 di gennaio contro il Furgatore. Parte arenoso, il pallone in mezzo al gol, Pennisi, la super giovane Castelbuono avanti, Tancredi Pennisi, Lacitano. Ricordiamo che oggi potrebbero anche andare ad un punto dal Mazzara qualora l'Accademia Trapani riuscisse a sbancare il Dino Vaccara. Cercare scusate, poi Torres prova a passare, il pallone per Altieri, nuovamente Torres, la parata da parte di Bene, c'era stata una grande costruzione tra Torres e Altieri. Diatus va in profondità a cercare Diallo, posizione regolare di Diallo, si allunga il pallone, Diallo fuori di niente, calcio d'angolo. Fischia l'arbitro, parte Ciancimino, pareggia il Mazzara, 1-1 il gol da parte di Girolamo Ciancimino, 42esimo. Il calcio di punizione per la conclusione, parata bassa davanti il Fagione. Seguendo una formazione più offensiva, Pelecco prova a passare, il pallone per Grandis, Grandis potrebbe concludere, il pallone per Diallo, calcia Diallo, il pallone è ribattuto e poi Franchelli non riesce
di testa da parte di Amisi, è buona qui il pallone per Gomez che può appuntare a Reynoso. Gomez mette il pallone in mezzo, arriva il 2-1 del Mazzara con la deviazione del colpo di testa da parte di Alassia, se non sbaglio. Parte il calcio d'angolo, 3-1 Mazzara. Amisi trova il gol del 3-1. Il pallone per Torres, 1 contro 1 di Torres che se la sposta sul destro per la conclusione, la parata da parte di Neve, di Bene, Reynoso. Alla alta, colpo di testa di Pardo. Si decidono da niente, intanto Garofalo va a cercare profondità Franchelli che passa, Franchelli mette il pallone, Pardo riapre Pardo, 2-3, Giulio Pardo, il Leopardo delle Nevi, terzo gol contro il Mazzara, giallo intanto per Bene. Il metodo di valutazione, intanto Grandis prova ad avanzare, Grandis il pallone dentro, Torres, la parata da parte di Bene. Parte il calcio di punizione di Arenoso che metterà questo pallone nuovamente dentro. Arenoso, palla dentro e colpo di testa, Bene, mostruoso su Garofalo. Altra parte ancora Arenoso, conclusione, palla alta, non c'è stata deviazione, finisce qui il Mazzara, vince la prima partita del l'Era Marino, vince per 3-2, le reti da parte di Ciancimino, Martel e Yamisi. Dal Pala Don Bosco, secondo tempo di Palermo Calcio a 5 Athletic Club Palermo. Il primo tempo, come vedete in sovraimpressione, si è concluso sul punteggio di 0-1. Per il momento decide il gran gol segnato da Fiorentino, ma in questo primo tempo è successo di tutto e di più, con come da regolamento il Palermo Calcio a 5 che riprende con l'inferiorità numerica nata dal cartellino rosso estratto l'indirizzo di Alberto Russo, scambio di espulsioni, Russo e Cara hanno terminato anzitempo la loro partita in un finale rovente in cui ha beccato il cartellino giallo anche Russo, giallo anche per l'autore del fallo da tiro libero, ovvero sia Giuliano. Tiro libero nel finale di primo tempo, prima dell'espulsione inflitta a Di Cara e a Russo, tiro libero fallito da Consiglio con l'ottima parata di Mazzola in avvio di gara. Proprio Russo ha colpito un palo semplice, davvero per tutti i gusti. In questo primo tempo speriamo che a livello di intensità e di emozioni il secondo tempo sia pari al primo. Intanto iniziato, vediamo cosa accade col primo giro al pallone dato dal Palermo Calcio 5, che ricordo è in inferiorità numerica. Vedremo anche per quanto, visto che il cronometro per quanto riguarda il primo tempo ha avuto un modo di isolamento, quindi qualcosa non è andato. Di certo sappiamo che devono essere 3 minuti effettivi, quindi vedremo, a meno che non segni qualcuno prima.
Tuzzolino con lo bianco, Vallecchia e De Lisi a completare il quintetto, dall'altra parte Saviano, Mineo e Marretta davanti a Misurata. De Lisi finta il tiro, chiude subito bene Marretta, poi Tuzzolino per lo bianco, Vallecchia tiro respinto, poi arriva Mineo che prova a portarla più lontano che può e la tiene saggiamente Fabio Mineo. Poi De Lisi laterale, prepara ad entrare da Ricca, sarà lui a completare il quintetto quando poi sarà possibile giocare a parità di uomini. Mineo intercetta Vallecchia, altro fallo laterale. Questa volta per Saviano. Mineo giù, fallo di Lo Bianco. C'è la punizione per il Palermo calcio a 5, primo fischio del secondo tempo. E Mineo sul punto di battuta. Mineo costretto ad indietreggiare su di lui Vallecchia, allora palla a Paolo Misuraca, lancio lungo, cerca Mineo, trova Mazzolo che cerca di dare ritmo. De Lisi, doppio rimpallo che sfavorisce Marretta. Lo Bianco, Tuzzolino, Lo Bianco, ancora il capitano che la gioca. Qui da Ricca arriva dalle retrovie entrando da quinto e guadagna un ottimo fallo laterale. Saviano, palla per Marretta, ora Mineo. Saviano prova a dare l'1-2. Lo Bianco, palla per Vallecchia. Tuzzolino Marretta rimessa atletica. Lo Bianco, Vallecchia, De Lisi, piccoli passi contro Saviano che gli porta nel pallone, prova a ripartire il Palermo. Saviano manda sul colpo, Saviano fischia l'arbitro, parte
Marretta, Vallecchia, Lo Bianco, vuole salire compatto l'Atletic, interviene Saviano, poi Vallecchia in fallo laterale. Si è spento di nuovo il cronometro. Adesso vediamo, perché anch'io ho perso il conto. Vediamo un attimo. Intanto si è riacceso e questa è una buona notizia. Ok, 17:03, perfetto. Palla di Mineo per Daricca troppo lunga. Lo Bianco, Vallecchia, palla poi recuperata dalla Marretta con Mineo, non riesce a funzionare, Tuzzolino di parte. Perisi, palla messa fuori da Mineo. Che si è conquistato il calcio di rigore in avvio di secondo tempo. Denisi, Vallecchia, Tuzzolino, Vallecchia, scambiano i due, poi Lo Bianco, Vallecchia, Lo Bianco ancora, Denisi prova ad accelerare all'improvviso contro Mineo, Denisi deviato e Misuraca la prende. Che la tiene anche in campo, scivolata di Marretta rischiosissima. Tuzzolino cerca sull'altra banda Vallecchia, legge bene Daricca. Si apre Mineo che può ricevere. E Mineo contro Vallecchia, poi Saviano, Daricca. Guarda la porta, guarda i compagni, arriva Saviano, palla dentro, tocca Vallecchia calcio d'angolo. Mineo, palla dentro, attenzione perché può andare Tuzzolino, lo rincorre Daricca che lo raggiunge e lo ferma. prende il motorino. Mineo. Daricca era andato totalmente fuori i giri dopo il recupero di prima e allora palla persa, si va a sedere Denisi, torna Fiorentino. Lo Bianco cerca palla di ritorno per Vallecchia che non aggancia. Saviano passare un Tuzzolino, l'ultimo tocco è del capitano dell'Atletic. Lo Bianco riesce a prenderla perché c'è Mineo. Daricca contro Fiorentino, palla per Saviano che incespica, la ritrova, resiste. Tuzzolino, cartellino giallo. Già 3 falli su Palermo in 5 minuti e 20.
sempre molto fitto tra gli arbitri e il cronometrista, che sicuramente oggi non sta passando un pomeriggio tranquillo. In ogni caso calcio di punizione per il Palermo Calcio a 5, terzo fallo commesso dall'Athletic sulla palla. C'è Daricca, rischia l'arbitro, il primo arbitro. La rincorsa di Daricca è uno schema. Marretta, Saviano chiude lo bianco. Daricca, fermato da Tuzzolino che lo ricaccia indietro, anzi da Ferentino, vuole ripartire dal fondo, Paolo Misuraca. È iniziata la stagione per Cus Palermo, ha difeso la porta della squadra palermitana fino al rientro di Cicciolo Piparo. Anzi, rientra, è andata via in favore di Ferentino. Solo grande tifo qui al Pallanuoto, ma anche tanti addetti ai lavori e protagonisti nella scena del futsal palermitano. Battuta la punizione con Vallecchia fermato da Consiglio. Tuzzolino evita Saviano, non evita Marretta, palla in dal forno per Misuraca. Daricca anticipato dallo bianco, poi arriva Saviano, palla per Daricca, Daricca calcia, respinge il bianco, angolo. Daricca indietro, Consiglio. Lo bianco, palla per Vallecchia contro Consiglio, Vallecchia sul fondo, l'esterno respinto da Consiglio, calcio d'angolo Athletic. 13:35 da giocare, c'è ancora una vita. Tuzzolino lo bianco sopra la traversa ad un passo dal gol l'Athletic. Tuzzolino camminando contro Lucchese che è tornato in campo. Vallecchia, palla ancora per Tuzzolino, lo insegue Lucchese, parata di Misuraca. Lucchese, lungolinea, Mazzola la fa scorrere, la fa uscire. Torna Tubè, torna per lo bianco come sempre. Chiamato anche Virzì dalla panchina. Fiorentino, Vallecchia, palla per Fiorentino che passa sul Lucchese, è un 2 contro 1, Fiorentino per Tubè, Misuraca la prende, calcio d'angolo. L'angolo con il tentativo di Tuzzolino parato da Misuraca. Ancora chance per l'1-2. Qui Vallecchia recupera, la calcia via. Misuraca la controlla addirittura. Consiglio.
Consiglio, è tornato Giannò. Lucchese, Barretta, Consiglio, non passa su Fiorentino, 12:18 da giocare. Lucchese, Barretta, la scodella, la fa passare Giannò, che non può arrivare. Vallecchia, la porta su, sempre elegantemente, non sinistra. Solino. Poi fermato Fiorentino, Mazzola, Tuve, addirittura da Pino in questa azione, lo ferma Marre. Lucchese, fermato da Fiorentino che la prende, poi fallo di Lucchese. Poi deve tornare indietro, lo ferma Lucchese, rimessa a 30. Zona per Vallecchia. Fiorentino. Vinzi finta di corpo, poi Tuve, la gira, Vinzi si butta nello spazio. Viene fermato per Fiorentino, per Consiglio, arriva Tuve, rimessa per il Palermo. Rizzuto, palla per Giannò che prova a girarsi, Virzi anticipando il suo portiere. Tuve per Vallecchia, è entrato Rizzuto nel Palermo, Vallecchia fermato da Consiglio. Misurata, anticipo secco di Tuve, non perfetto ma efficace, poi fallo forse di Consiglio, si gioca. Tuve fronteggia, poi lo ferma Giannò, poi fallo. Adesso sono 3 a testa. Giallo per Lucchese. Parte Delisi. Fiorentino con la rimessa. Beh, palla per Delisi che punta Lucchese. Pallone arretrato, arriva Mazzola che rischia. Fiorentino per la calcio da pari. Torna a scaldarsi Vallecchia. Giannò non passa su Tuve, rimessa a 3. Fiorentino sbaglia,
questa volta. Pressing alto dell'Athletic, Caricca, lungo, da consiglio, arriva Mazzola, messa, la rimessa era effettivamente per l'Athletic. Qui piazzamento, posso dire, rivedibile del primo arbitro, che ci ha messo una vita per andare sul punto di battuta e decretare la rimessa per i bianchi, rischiando anche di causare polemiche. Per fortuna subito rientrato De Elisi, tiro fuori. Batte Misuraka, lungo Lucchese! È in vantaggio. Per la prima volta all'inizio è stato un gol veramente clamoroso da fare per chi lo segna, da beccare per chi lo subisce, perché un rinvio dal fondo del portiere, un colpo di testa in uscita alta di Lucchese, non si era fatto notare granché in partita, ma ha fatto la cosa giusta al momento giusto. Ora prova a reagire l'Athletic. Fiorentino passa sul consiglio, ancora Fiorentino, forse fallo di consiglio su di lui, si gioca. Rizzuto, Saviano, evita Tubè che poi commette fallo. Giallo anche per Tubè. La squadra di casa, rimessa Palermo, 8 e 25 da giocare. Rizzuto da Ricca, pressato da Tubè, prova da Giallo da Ricca, Tubè gliela porta via. Fiorentino, fallo di Daricca, l'arbitro lascia giocare. Consiglio, da Ricca, fallo di Fiorentino ed è il quinto fallo dell'Athletic.
falli per l'Athletic, 8 minuti a giocare. Qui recupera palla Delisi per un attimo, Saviano gliela porta via, Daricca, palla in mezzo, intercettato, poi Delisi, Vallecchia, Tube, Palermo che pressa, Rizzuto in fallo laterale, Vallecchia, Delisi, Sbaglia Delisi, perché il questo è Rizzuto, Saviano, Daricca, fallo di Fiorentino, tiro libero. Adesso ha perso un po' la brocca l'Athletic. Ammonizione per Fiorentino. Daricca contro Mazzola. Già ne ha realizzato il sospeso Tutto pronto, Daricca contro Mazzola, atto secondo, dopo il tiro libero, dopo il rigore, c'è il tiro libero, fischia il primo arbitro, la rincorsa di Daricca, la parata di Mazzola questa volta, e si rimane 2-1, e c'è ancora vita per l'Athletic. Delisi prova a correre, lo ferma Rizzuto, per la palla rimane lì, Vallecchia, Tuzzolino traversa, incredibile, traversa il Tuzzolino. prende il palo anche l'Athletic, ma ci ha messo Enzo Misuraca, però ancora Spadimiosi con Attacca ancora l'Athletic, Rizzuto interviene, poi il retropassaggio di Mineo e punizione. Ingenuità qui del Palermo. Qui ingenuità di Misuraca che, esperto per com'è, ha preso questa palla con le mani sul retropassaggio chiaro di Fabio Mineo. 7:09 alla fine. Palermo che ha fallito un tiro libero con Daricca, Atletico che sul ribaltamento ha preso un incrocio dei pali con Tuzzolino. E ora a questa punizione a 2 in area. Vallecchia sul pallone. Vallecchia probabilmente appoggerà Delisi. Invece va da Lo Bianco, la schiena di Daricca. Lo Bianco, Tuzzolino. Se la sposta sul sinistro lo ferma Saviano, rimessa Palermo. Palla lunga, troppo lunga per tutti. Delisi, lo ferma Saviano. Lo Bianco, d'esterno, la vuoto Rizzuto, non può arrivare Tuzzolino, la palla esce in fallo laterale.
La battuta con Mineo che controlla ma non la tiene. Tuzzolino, si scontrano in due del Palermo, De Lisi. Lo bianco, Vallecchia, prova a puntare, finta col sinistro, poi cambia, De Lisi, Vallecchia, attacca per vie perimetrali l'Athletic, Vallecchia gli porta per l'uomo lo bianco, palla per Tuzzolino, sinistro, ribattuto, poi Da Ricca, poi De Lisi, poi Saviano, alla fine la palla arriva ad Amazon, lo bianco, Vallecchia, cerca spalla alla porta Tuzzolino che gioca da pivot in questa azione, Vallecchia non la tiene, rimessa Palermo. Ultimi 6 minuti in arrivo qui al Palaton Bosco, 2-1 Palermo Calciacino. 6 adesso gli ultimi 6. Saviano, Mineo, Saviano, Rizzuto. Qui sbaglia Saviano, allora Vallecchia. Tuzzolino. Lo bianco, palla per Vallecchia 1 contro 1 con Saviano, prova ad andare sul fondo, testezza sul sinistro, palla dentro, De Lisi, lo bianco, un po' complicata questa giocata, e allora può andare Da Ricca, atto per Turo Mazzola che lo ipnotizza e palla fuori. Errore pesantissimo di Vincenzo Da Ricca, non da Vincenzo Da Ricca. Rizzuto, Tuzzolino recupera ma Mineo se la riprende, Mineo corre, Mineo la palla dentro, 1-1, la rete di Vincenzo Saviano, torna a colpire l'Athletic, lo ha fatto in Coppa, sempre al Palaton Bosco, lo rifà adesso per il 3-1. C'è una maglia rossa col buco al centro, è quella di Vallecchia perché gioca in power play l'Athletic Club Palermo negli ultimi 5 e 13 di questa partita, tutto per tutto di Miosi che da ex portiere le ha vissute facendo su e giù, avanti e indietro dalla panca queste situazioni. E adesso Palermo che deve serrare le fila se vuole vincere questa partita e se vuole insidiare in zona playoff proprio la squadra oggi avversaria. Vallecchia sbaglia subito, fallo di mano di Consiglio, quarto fallo speso dal Palermo. Le indicazioni di Miosi a Vallecchia, evidentemente qualcosa di ben specifico. Vediamo questa punizione intanto. Di Tuzzolino, cerca Tuve, palla fuori, era spiazzato Misurata.
torna in porta Mazzola, torna ad attaccare il Palermo con Mineo in giocata. Mineo! Salvataggio clamoroso di Tubè. Vallecchia torna in power play, l'Athletic rimessa. Tuzzolino Lo Bianco, palla per Tubè. Tuzzolino, Vallecchia, palla in mezzo, Giuliano respinge Vincenzo Rizzuto, poi palla allontanata dal Palermo e allora si rimane di là con l'Athletic in power play con 4 minuti a giocare. Tubè, Giuliano, Tubè, palla per Lo Bianco, adesso Tuzzolino. Lo Bianco, Tuzzolino, palleggiano i due. Tubè, suolata per Lo Bianco. Tuzzolino scambia con Giuliano, torna da Lo Bianco. Verticale, poi intercetta Marretta, solo per un attimo che la palla in fallo laterale. Tuzzolino, Giuliano messo spalle alla porta. L'invio dal fondo, ma si è fatto male Marretta. Alza per fortuna il capitano del Palermo. L'anticipo di Lo Bianco su Mineo, palla per Giuliano. Rischia e la perde Rizzuto. Mazzola stava uscendo, si è dovuto coricare sul terreno di gioco. Tubè, palla per Tuzzolino. Lo Bianco e tornano i 5. Tuzzolino, Vallecchia. Tuzzolino sterzata, palla persa. Lo Bianco deve calciare Tubè. Palla fuori. Pallone lungo. Consiglio. Va a calciare. Giuliano. Ci sono ancora 2:46 a giocare. Tuzzolino. Palla per Vallecchia, fermato da Marretta che forse riconquista, sì. Ancora una volta invalicabile Palla calciata male. E qui cambio irregolare a forza di Andredesci. Per Vallecchia per il cambio irregolare. Quando non è suono. 2:30 alla fine. Mineo stanchissimo. Ha fatto un'altra gara favolosa. Time out. E Lo Piccolo ci vuole parlare sopra. Time out. Ancora meritato per quello che si è visto in questo momento. Ha rifatto con la grande l'Athletic,
attenzione. Proprio quella palla intercetta Tudè, poi Mineo. Tiro libero, rosso per Tudè. Adesso le cose si complicano ancora di più, perché Giovanni va malissimo. Ma sotto la voce di Rosetta. L'Atletic ha perso completamente la testa nel secondo tempo. Completamente la testa. E dunque 1,54 se ho visto bene sul cronometro. Vincenzo D'Aricca alla chance Gregorio Poker. Le mosse di Mazzola per provare a metterlo in difficoltà. Terzo tiro libero fronteggiato dal portiere dell'Athletic, fischia l'arbitro la rincorsa di D'Aricca e fa 4-1. Palermo adesso mette una seria ipoteca su questo tempo. 1,56 da giocare. Io recupera. Consiglio fermato a Fiorentina, poi lo bianco, fallo di Fiorentino, affrontato da Consiglio, poi Rizzuto, gran palla recuperata, Consiglio, finta di colpo, Rizzuto, Mazzola, nega 5-1. Consiglio, la gioca indietro su Saviano, Rizzuto, ancora Saviano. Delisi, Qui fallo di Delisi, tiro libero. Consiglio, Ricca si è fatto perdonare, è il turno di Consiglio. Questa volta dal dischetto del tiro libero va Consiglio che ha sbagliato nel primo tempo. D'Aricca si è sbloccato, vediamo se riesce lui. 1,34 alla fine. Consiglio contro Mazzola, fischia l'arbitro, la rincorsa di Consiglio, Mazzola glielo prende anche questo. Recupera lo bianco, fermato da Mineo, ancora i due a lottare, c'è anche Fiorentino a dar fastidio, alla fine la palla se la prende l'Athletic. Delisi, la finta, Delisi, Scavino, Rizzuto, la prende. Poi pressa Puzzolino, esce Consiglio. E poi si trascina la palla fuori. Nonostante i due errori dal tiro libero, che partita di
Delisi, la palla per Lo Bianco, cerca dentro un compagno che non c'è, poi va Mineo a togliere le castagne del fuoco, 52 secondi. Tuzzolino, conclusione ribattuta. Tuzzolino, palla in calcio d'angolo. Anzi, ora era un fallo laterale, quindi da ripetere, perché Fiorentino l'ha battuto sulla quarto di luna dell'angolo. Rizzuto la manda lontano, 40 secondi alla fine, partito ormai ai titoli di coda e vittoria pesantissima per il Palermo Calcio a 5. Lo Bianco, Tuzzolino vuole chiudere comunque in attacco l'Atletic, Tuzzolino ribattuto. Misurata dopo la deviazione di Saviano, Mineo, Saviano subentra, accelera, Saviano arriva. Delisi, Fiorentino, scappa Saviano, para Misurata. E poi tiro libero. 24 punti, va a un punto dall'Atletic e si va il Baby Pace a tirare il tiro libero. E Pace contro Mazzola, il quinto tiro libero calciato dal Palermo in questo pomeriggio, ormai è diventato sera. Fischia l'arbitro, la rincorsa di Pace che calcia, Mazzola glielo prende. Intanto ultimi secondi,